Saluto il Presidente Zonin. Giustamente lei oggi ricordava in un'intervista che ho letto con attenzione, stiamo parlando del primo elemento di riferimento nazionale come produzione. Oggi abbiamo una situazione chiara che è quella di un fatturato di quasi 9 miliardi di euro, siamo cresciuti ancora del 5%, cioè il comparto enologico comunque si difende in questo marasma di negatività. Abbiamo la necessità però di guardare alcuni aspetti. Vediamo che vince il binomio prodotto-territorio e quindi dà ragione a chi in questi anni, e penso alle associazioni degli agricoltori che hanno creduto nel valore del contadino, del presidio del territorio, che dietro all'etichetta si vende un prodotto ma si vende anche un territorio. Non è un caso che i vini del territorio siano quelli che ci fanno fare bella figura a livello internazionale e che comunque siano grandi apripista anche per le esportazioni. L'export cresce. Questa mattina i giornalisti chiedevano: ma perché Vinitaly? Io ho risposto con uno slogan un po' banale, ma dall'idea, ho detto: è come la Panda, ve la ricordate la pubblicità? Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Se non ci fosse Vinitaly, io lo dico a ragion veduta, non ci sarebbe un fenomeno enologico, non ci sarebbe una vetrina internazionale per i nostri vini e non ci sarebbe l'occasione di mutuare anche le esperienze internazionali. Allora qual è la considerazione? La considerazione è sicuramente quella di continuare a investire. Il territorio vuole crescere, viviamo un momento di difficoltà, 700 imprese quest'anno se ne sono andate dal Veneto, siamo ancora innamorati della nostra terra, non è vero che ce ne vogliamo andare, non è vero, gli imprenditori vogliono lavorare vicino a casa, questo è poco ma sicuro, però abbiamo bisogno di aiuti, abbiamo bisogno non di fondi, non di contributi a pioggia, abbiamo bisogno che l'ufficio complicazioni si tolga dai... Io trovo imprenditori che quotidianamente mi dicono che il loro business è rallentato dalla burocrazia. E un'ultima considerazione che vi faccio è quella relativa al Prosecco. Prosecco è un grande apripista, siamo passati dai 160 milioni di bottiglie della vecchia DOC più l'IGT ai quasi 450 milioni potenziali della nuova DOCG con la DOC. Abbiamo la necessità sicuramente di stimolare i produttori, di parlare di questo grande vino, del fatto che guardiamo gli champagne già dallo specchietto retrovisore, i francesi finalmente qualche volta le facciamo anche pagare il conto, no? Però è altrettanto vero che se non si faranno gli accordi di filiera, se i produttori non si metteranno assieme, cercheranno di identificare i prezzi, di andare sul mercato non in ordine sparso ma comunque con un'offerta che sia leggibile e concordata, qualche problema in futuro ce l'avremo. È un'Europa che comunque ci mette spesso in difficoltà rispetto a una politica che non sa attuare come punto di riferimento, non sicuramente per gli aiuti che abbiamo avuto per il terremoto, per l'alluvione, e colgo l'occasione per ringraziare l'onorevole Tajani, ma è la necessità comunque di mantenere in capo i nostri produttori quel diritto che ha sempre avuto, che è quello di avere la vigna, che è quello di essere in un mercato sicuramente libero, ma dove il diritto di reimpianto e quindi questo titolo resti in capo al produttore. Ho chiuso con un'ultima considerazione, e scusate se ho saltato di palo in frasca, rispetto a Vinitaly, Fiera di Verona ed Expo. Noi siamo per la macro regione, però siamo anche per una sana competizione all'interno della macro regione. Milano ha tentato di sfilare la partita di Vinitaly, Milano ha tentato di sfilare la partita dei cavalli, Milano non pensi di sfilare la partita dell'agroalimentare con l'Expo. Questo è bene che lo diciamo con chiarezza. Lo dico perché è il grande investimento che noi abbiamo fatto ed è bene che in quella piattaforma si discuta assolutamente all'interno della macro regione, ma si discuta ad armi pari e quindi si riconosca questa valenza che ha Fiera di Verona. Fiera di Verona io spero riesca a rendere reale quel sogno che tutti noi abbiamo di dar vita a questa holding veneta, questo polo fieristico veneto, dove quel know-how che Fiera di Verona ha possa diventare elemento di valore e di patrimonio per tutte le fiere del Veneto. Grazie e buon Vinitaly a tutti.